Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Diabrotica del mais. Abbiamo già visto nei precedenti bollettini che la diabrotica del mais è un insetto dannoso solo al mais e che può svilupparsi significativamente solo sulle radici di mais. Pertanto, in base ai principi della difesa integrata, la difesa può e deve essere fatta utilizzando l'avvicendamento culturale senza utilizzare insetticidi né alla semina della cultura né successivamente contro gli adulti. L'avvicendamento è molto efficace e può esserlo scegliendo una rotazione strutturalmente non a rischio, ad esempio frumento colza mais soia oppure frumento mais e soia, in cui il mais non segue mai mais ed è una percentuale limitata della rotazione. In questo caso le popolazioni si mantengono basse e il rischio di danni è bassissimo. In oltre 10 anni di osservazioni non abbiamo mai trovato danni significativi in tali situazioni. Ma l'avvicendamento culturale può anche essere di tipo flessibile, se voglio fare più mais possibile per avere unità foraggiarie per la stalla. Anche in questo caso la difesa integrata ci aiuta con il monitoraggio. Ed è proprio il momento in cui il bollettino può aiutarci, stiamo arrivando in questi giorni, a fare questa gestione flessibile nel miglior modo possibile. La prima indicazione utile che ci darà il bollettino sarà: ormai tutte le uova, la grandissima parte delle uova sono schiuse, puoi seminare mais con una bassa probabilità di avere danno alle radici e con una bassa probabilità che da quel campo emergano adulti, quindi puoi ridurre la popolazione della zona perché quel campo non contribuirà più a far emergere adulti. Questa è la prima informazione utile per chi non ha ancora seminato il mais e può scegliere il momento, che sia questo secondo raccolta o una semina ritardata, il momento più opportuno per controllare la diabrotica. La seconda importante informazione che il bollettino ci darà grazie ai modelli previsionali e alle osservazioni di campo sarà quella della prima emergenza degli adulti. Questa noi la otteniamo utilizzando delle trappole a ferormoni, che potete vedere dietro di me. Quando le trappole a feromoni, unitamente alle formazioni di modelli, ci dicono sì, i primi adulti sono emersi e sono presenti nel nostro territorio, cominciamo a calcolare lo sviluppo della popolazione, a modellizzare lo sviluppo della popolazione utilizzando un altro modello Novaski, e riusciamo anche a dire è questo il momento di porre in campo le trappole cromotropiche, il momento giusto, per poi capire se la popolazione di diabrotica supera una soglia di danno, vedete la trappola cromotopica dietro di me, e quindi è necessario il prossimo anno rompere la monosuccessione di mais. Dobbiamo rompere perché abbiamo superato quella soglia. Quindi due informazioni molto pratiche per applicare l'avvicendamento culturale flessibile per gestire la diabrotica senza utilizzare insetticide, centrando in pieno, applicando in pieno i principi della difesa integrata. Seguite i prossimi bollettini, a presto.